Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Blitz antidroga dei carabinieri di Crotone a Isola Caporizzuto. L'operazione, denominata White Night, vede indagate 9 persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Gli inquirenti hanno scoperto l'esistenza di 2 organizzazioni alleate impegnate nello smercio di cocaina nei pressi di esercizi pubblici sulla fascia ionica calabrese. L'approvvigionamento della droga avveniva nel Crotonese e nel Regino e veniva venduta anche a minori. Durante le perquisizioni sono state rinvenute armi e munizioni. La squadra mobile di Vibo Valentia ha eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone accusate di associazione per delinquere finalizzata ai delitti di falso in atto pubblico, peculato, turbativa d'asta. Si tratta del titolare dell'ufficio delle aste giudiziarie Vincenzo Grasso, di sua moglie, finita ai domiciliari, e dei suoi collaboratori, mentre una quinta persona si è resa irreperibile. Le indagini hanno fatto luce sugli ultimi 2 anni di attività, mentre il danno non è stato ancora quantificato. Tentavano di accaparrarsi appezzamenti di terreno minacciandone i proprietari per indurli a lasciare le loro proprietà. È quanto emerso dall'operazione Terra Bruciata, con la quale i carabinieri di Rossano hanno eseguito stamane 6 arresti, 5 dei quali ai domiciliari. 2 dei 6 arrestati erano proprietari di appezzamenti in località Strigari. Le indagini sono partite dall'arresto l'anno scorso di 4 persone sorprese con 2 bombe Molotov in auto, destinate proprio al compimento delle intimidazioni. L'assessore regionale al lavoro della Regione Calabria, Francesco Antonio Stillitani, ha sottoscritto nel corso di un incontro con le organizzazioni sociali l'accordo istituzionale con il quale vengono regolamentate le concessioni dei trattamenti di cassa integrazione, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga a favore dei lavoratori calabresi. Lo stesso assessore è reduce da Roma, dove ha siglato l'accordo con il Ministero del Lavoro e con il quale ha ottenuto il contributo di 50 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali in deroga per il 2010. Una delegazione dei lavoratori Fonmedia è stata ricevuta a Palazzo Alemannia a Catanzaro presso la sede della giunta regionale dalla dottoressa Sonia Munizzi, vice capo di gabinetto, e dalla dottoressa Marinella Marino. I lavoratori hanno chiesto di avere un incontro con il governatore Scopelliti per fare il punto sulla situazione e trovare una soluzione per i circa 1600 lavoratori che si trovano ora in cassa integrazione. La dottoressa Marino ha ribadito che la regione farà tutto il possibile per risolvere la questione. Le parti si sono date appuntamento nei prossimi giorni. I Socialisti Uniti PSI hanno presentato un ricorso al TAR della Calabria per ottenere un posto che secondo loro spetta nel Consiglio regionale a Carmelo Caruso di Reggio Calabria. Le ragioni fondanti del ricorso, presentato per conto dello stesso Caruso da Nicola Carnovale e Saverio Zavettieri, sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa a Catanzaro dall'avvocato Claudio La Russa. I socialisti hanno impugnato l'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti al Consiglio regionale della Calabria. L'ordinanza che disciplina la sicurezza della balneazione marittima è stata al centro di un incontro che si è svolto ieri mattina alla provincia di Catanzaro e dal quale hanno preso parte rappresentanti delle capitanerie di Porto di Crotone e Vibo Valentia, dell'ufficio circondariale marittimo di Soverato, oltre che dei comuni costieri della provincia, per assicurare a tutti una serena fruizione delle spiagge. In evidenza le criticità che riguardano l'uso sconsiderato delle unità a motore nei pressi della costa e l'assenza di servizi di salvataggio. Il comune di Crotone ha deliberato l'adesione alla Marcia della Pace di Assisi, che si svolgerà il prossimo 16 maggio, ma non vi parteciperà per la concomitanza con la festa della Madonna di Capocolonna. Ad annunciarlo l'assessore comunale alla pace e al futuro Rosa Maria Romano, che ha illustrato anche i contenuti dell'iniziativa concordata con il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali e con la Federazione Nazionale della Stampa. La manifestazione, con lo slogan Mi illumino di, sarà sul tema della pace, intesa anche come convivenza civile. È stata inaugurata ufficialmente ieri la prima edizione del motor show Città di Rende. A tagliare il nastro, insieme al sindaco di Rende Umberto Bernaudo, c'era Laura Raffaeli, presidente dell'associazione Blind Ship. Nel primo giorno della manifestazione, che fa della sicurezza stradale il suo elemento principale, si sono esibiti gli sbandieratori del Palio di Bisignano e gli stuntman. Tra i mezzi alla guida nelle spettacolari esibizioni ci sono anche le auto d'epoca di polizia e carabinieri.
È stata presentata all'ospedale pugliese di Catanzaro la quarta edizione dello spettacolo a scopo benefico Artisti per caso, che si terrà sabato 15 maggio al Teatro Politeama. Alla conferenza stampa hanno preso parte i condirettori artistici della Kermesse, Domenico Gareri e il dottor Saverio Palermo, padre della manifestazione. La rappresentazione vedrà protagonisti medici e professionisti catanzaresi alle prese con canto, musica e con la loro vena artistica. Madrine dell'evento, direttamente dalla fiction Un medico in famiglia, Maria e Melina.